La conclusione a Torralba ha visto il nostro coro, ma anche la corale studentesca, protagonisti in uno scenario mozzafiato. E il tutto si è concluso con una proiezione di immagini accompagnate da una musica amalgamate da quella che è la passione dei giovani, e quindi speriamo che questo possa essere una nuova bellezza da riscoprire, perché a volte la passione viene messa da parte e invece deve essere una di quelle bellezze che oggi con questo festival vogliamo far riscoprire al pubblico. Una grande sfida nuovamente vinta dopo quella dell'anno scorso. Abbiamo fatto 5 giornate, abbiamo coinvolto centinaia di persone nell'ambito delle maestranze che si sono mosse appunto a livello tecnico-logistico, di ricevimento, di artisti. Abbiamo veramente mosso tantissime persone e avere queste centinaia, migliaia di spettatori durante queste giornate è stato per noi veramente fonte di gratificazione e soddisfazione, ma ancora di più sapere di aver fatto fare un passettino in più alla conoscenza e alla riscoperta di determinati siti e certe bellezze che secondo me attualmente meritano ben altra visibilità nel territorio. È facile avvicinarsi alle coste, è facile guardare le bellezze delle nostre spiagge, più difficile addentrarsi nel territorio e scoprire i tesori nascosti. E uno dei nostri obiettivi col Festival delle Bellezze è questo, sicuramente. Grazie a Vincenzo e al suo gruppo siamo riusciti anche a questo secondo anno a chiudere in bellezza, proprio parlando di termini di bellezza. La nostra bellezza sappiamo benissimo che è il Nuraghe Santo Antine, dove penso che molte persone ancora non siano al corrente di quanto sia bello questo monumento che noi abbiamo. Ringraziamo ancora per averci tenuto in considerazione per poter essere inseriti in questa bellissima manifestazione.